Un saluto anche dall'assessore a questa interessantissima serata di sport. Beh, devo dire che la cornice del Tennis Golf Club di Rapallo è sempre meravigliosa, non soltanto per praticare golf e tennis, ma anche veramente per parlare di sport. E anche quest'anno, insomma, in occasione di questa 17ª edizione organizzata da Winner Volley e dal Panathlon Club di Rapallo, abbiamo veramente avuto un momento di riflessione su quelli che sono i grandi legami, i preziosi legami tra la musica e lo sport, ed è stato veramente molto interessante parlarne con un ospite d'onore, una grandissima étoile che è Luciana Savignano, grande ballerina che ci ha proprio fatto comprendere come sia importante alla base di tutto lo sport, perché lo sport ti forma, ti fortifica il fisico, ma poi la musica è quella che accompagna, ad esempio la danza, accompagna i movimenti, accompagna davvero il ritmo, che è anche un po' il ritmo della vita, perché credo che senza sport, ma soprattutto senza musica, non si possa davvero vivere. Il saluto anche del CONI questa sera con la massima autorità della Regione Liguria a dei campioni, a chi veramente ha fatto tantissimo nello sport e non solo, anche nella musica. Sì, abbiamo appena assistito a un bellissimo convegno, ho imparato, c'è sempre da imparare molte cose e devo dire mi ha proprio arricchito questa serata. Un ringraziamento a chi l'ha saputo organizzare, a Delindo Molinari, il presidente del Panathlon Club, così come al direttore del Golf Club. Io mi sento a casa essendo un panatleta. Bello, musica e sport vanno d'accordo, lo sport spesso è musica nelle sue massime accezioni e la musica può aiutare lo sportivo alla migliore performance. Questo ci hanno anche insegnato. La danza, la grandiosa Étoile Savignano ci ha spiegato che ancora va oltre, perché dà un'emozione che è del tutto interiore e penso che lì abbia proprio ragione. Sono emozioni diverse, ma tutte e due comunque ci danno grandi emozioni, sia lo sport che la musica. Quindi grazie per questa bella serata a cui partecipo portando il saluto del mondo sportivo ligure. In questo caso la musica è stata fondamentale in questo convegno. Direi proprio di sì, perché senza mancava uno dei due termini di paragone. Lo sport, siamo al golf di Rapallo e tennis, quindi qui è di casa. La musica però siamo riusciti a vedere che tanti addentellati con lo sport poi sembrava una cosa astratta, invece è diventata una cosa molto concreta. Ci sono effettivamente, grazie anche agli ospiti, comunque soprattutto la signora Savignano che è di un altro pianeta, come si suol dire, come artista. Carlo Felice è un'eccellenza di tutta Genova, della Liguria, insomma di tutta Italia. Beh, diciamo di sì, io sono di parte, però sono portato a pensarlo decisamente, soprattutto un'eccellenza che si sta levando un po' di polvere, perché l'opera lirica, è una fondazione lirico-sinfonica, il Carlo Felice, e si è pensati a pensarla appunto come un qualcosa di antico, di polveroso. Adesso invece con delle iniziative dedicate ai giovani, per fortuna alla Sala c'è quel famoso ricambio generazionale, che non ci sono più quelli che erano i tifosi di Pavarotti e basta, ma si comincia effettivamente a vedere una Sala attiva. È un lavoro buono dove stiamo collaborando tutti e per Genova ne vale la pena, perché insomma questo edificio, questa cattedrale in Piazza dei Ferrari è giusto che venga riempita. È riempita anche di giovani, no? Per fortuna. È un lavoro che stiamo cominciando. Fino a poco tempo fa i giovani erano quasi tutti in palcoscenico o in orchestra, poi uno si girava in sala e vedeva l'età impennarsi immediatamente. Adesso per fortuna, grazie al lavoro che stanno facendo questa sovrintendenza per esempio, si sta tornando a avere una sala con dei giovani, che poi è quello, la musica basta sentirla, poi è una musica lontana perché la si sente poco, si sente la musica leggera, si sentono altri generi. Se uno comincia a abituarsi poi dà la sua fazione, come le droghe leggere. Bene, allora complimenti e avanti, quali sono i programmi? Andate in ferie d'estate? No. Chiude il Carlo Felice, adesso a Nervi ci sono i Nervi Festival, balletti e musica, poi agosto il Carlo Felice chiude e poi si ricomincia a settembre con la nuova stagione. Invito tutti possibilmente ad abbonarsi perché ne vale la pena. Da docente universitaria e da allenatrice, che cosa pensa di questo binomio sport e musica?
Penso tante cose, una delle cose che mi è più care è diciamo, l'inizio che non deve essere trascurato, perché io vedo delle società che prendono le bambine per fare agonistica e tralasciano tutta la parte dell'educazione al ritmo, dell'educazione alla socialità, dell'educazione musicale, quindi diciamo che appioppano e danno alle ginnaste delle musiche che poi costruiscono così un pochino diciamo sommariamente, non c'è quella ricerca di cui parlavo, quel punto importante che abitua le ginnaste anche a ricercare e a trovare delle soluzioni, quindi interessa anche il cervello dal punto di vista del problem solving, come si dice, ecco, e che va un pochino dietro al principio della multilateralità, che è un principio che ormai gli allenatori seguono, che è quello di creare un serbatoio grande, quindi ricercare e trovare soluzioni. Adesso dico una banalità, una bambina di 10 anni ha un cerchio, quante modalità trovi, in quanti modi puoi attraversare il cerchio per esempio, quindi non c'è proprio questo stimolo e c'è un pochino diciamo l'imporre ecco, degli esercizi, fate questo, fate l'altro, e questo lo trovo un pochino riduttivo. Dunque lei dice di lasciare anche un po' di libertà alle ginnaste, soprattutto da bambine. Il nostro sport è uno sport molto controllato, perché è uno sport combinatorio, ma il controllo è proprio la qualità che lo caratterizza di più, la capacità di controllo. Molte volte si nota che diciamo, la parte situazionale, quindi la parte di per esempio salvare un attrezzo, correre velocemente per prendere un attrezzo che magari è andato lungo, le ginnaste sono ferme perché sono troppo controllate e quindi la parte diciamo, situazionale viene allenata molto molto poco, ed ecco perché invece ci sono dei giochi, ci sono delle cose da fare che completano, ecco, ma deve essere fatto prima di essere una grande ginnasta, e questo purtroppo io che sono formatore in federazione lo vedo. Ecco, faccio fare dei passi saltellati, nessuna ginnasta mi sa fare un passo saltellante un pochino più alto o un pochino più basso, hanno una esecuzione standardizzata. C'è un invito anche alle istruttrici soprattutto. Bravo, imparare la tecnica di base che è la cosa più importante, fondamentale, di cui io tengo conto. Una brava ginnasta è anche una buona istruttrice, una buona allenatrice? In generale sì, ci sono molte ginnaste che proseguono con l'attività di allenatrice e ce ne sono tante che sono diciamo, molto brave. Trovo che dunque le bravissime in genere non lo sono forse quelle un pochino più modeste che hanno questa capacità proprio di interrellarsi con le loro allieve, la capacità di ascoltare anche loro, quindi è un pochino un'incongruenza forse, però c'è un po' di tutto, insomma, le casistiche ce ne sono tante. Ecco, la musica viene condivisa con le ginnaste a tutti i livelli, non solo professionali? Ma io la condividevo, quindi la facevo ascoltare alle mie ginnaste e chiedevo loro se piaceva o meno, perché se una musica piace ovviamente viene eseguita meglio, questo ci sono delle ricerche che lo dimostrano, quando scegli una musica che ti piace tu fai meglio l'esercizio, perché sembra che insomma, la ginnasta viene diciamo, responsabilizzata e valorizzata in questo senso. Però come dico oggi in genere questa musica per te per fare la palla è un pochino di nuovo riduttivo, quindi la parte musicale non viene purtroppo molto valorizzata e questo mi do un po' la zappa sui piedi da sola, ecco, però stiamo cercando appunto perché sto girando un pochino in molte regioni di recuperare questo aspetto. Lei prima nel convegno parlava che ha portato un esempio di due corridori che avevano scelte diverse, per dire che il risultato finale a volte può essere condizionato dalla musica. Ma certo, il risultato finale può essere condizionato dalla musica ed ecco perché mi dispiace molto che non ci siano ricerche in questo senso nel nostro sport che utilizza la musica come parte caratterizzante dello sport e c'è soltanto nei corridori che comunque in gara non possono usarla, perché lei sa che hanno tolto la musica dalla maratona di New York per esempio, perché era paragonata al doping e quindi l'hanno tolta, e quindi dove c'è la musica è perché vado a correre, metto le cuffiette e quindi faccio la mia corsa con le cuffiette e con la musica, però è risaputo, quindi è dimostrato statisticamente che la musica aiuta nelle performance. Questo per dire che anche nella vita di tutti i giorni può lasciare un buon umore o aiutare? Assolutamente, se lei si ricorda la slide con quale tipo di musica, quindi musica ascoltata, cantata, suonata, purché sia a contatto con un ambiente musicale, quindi sempre dà dei benefici, ecco, sempre se c'è comunque
un allenatore dietro, un istruttore, una famiglia, un qualcosa che ti fa apprezzare insomma questo tipo di musica. La musica popolare batte sempre quella classica in questo caso? Sì, in questo periodo sì. Una volta c'era la musica classica, perché c'era un solo strumento permesso, quindi in genere si faceva suonare la musica da un maestro di musica che suonava la musica e addirittura veniva in gara a suonarla per le atlete. Noi abbiamo fatto dei campionati del mondo europei, io a Firenze, agli europei di Firenze avevo Aldo Radelli con me che mi suonava e mi accompagnava al pianoforte, quindi era bellissimo questa cosa. Poi permettendo l'orchestra, permettendo la canzone, permettendo le parole, non è stato più possibile perché portarsi l'orchestra dietro evidentemente ha dei costi, quindi non è possibile. Per chiudere, in base alla sua esperienza, quando si ricorda quando era bambina, cosa può dire alle bambine di oggi che iniziano a fare ginnastica ritmica? Posso dire quello che ha detto forse un altro nostro relatore, che è quello di andare in palestra e pensare a divertirsi, ecco, non essere condizionati dai genitori, non apro il discorso genitori perché non è il caso, però insomma di prendere questa disciplina come un divertimento, ma le tecniche dovrebbero farle divertire. Io ho visto degli allenamenti con bambine di 6 anni, il primo anno che fanno ginnastica, tutte con una sedia davanti, tutte instaccata così. Ecco, dico proprio che non è il caso, ecco, il primo anno, perché ci sono tantissime altre cose da fare che poi verranno fuori dopo. Ecco, la staccata ce l'hai, naturalmente va bene, puoi tenerla, puoi migliorarla, ma non devi fare l'allenamento alla staccata. Donare emozioni nella musica e nello sport, per Andrea cosa significa e ha significato? Beh, direi che sia il fattore fondamentale. Noi siamo esseri unici e irripetibili. E questa è una cosa meravigliosa, perché altrimenti, come dico sempre, ci sarebbe un altro me e saremmo troppi, no? E questo essere unici e irripetibili ci dà la possibilità di donare empaticamente qualcosa di positivo agli altri. E noi il nostro compito è quello di donarci, come dicevo, come ho detto insomma, nell'intervento precedente, e di far sì che le persone a cui doniamo ricevano, ed è reciproco. Io quando ricevo cresco. Infatti, come dico sempre alle mie atlete, io vi do tutto me stesso, ma quello che mi rendete mi fa crescere, è un percorso. Ecco, com'è la storia di Andrea? Fa il tenore, poi a un certo punto aveva già deciso di fare l'allenatore e riesce a fare un allenatore vincente, tra l'altro alla Normaca a Genova. Allora, la storia della mia vita è sempre andata a obiettivi, per cui mi sono sempre fissato degli obiettivi e li ho raggiunti. A carattere sportivo avevo detto che chiaramente avrei donato la prima parte della mia vita allo spettacolo proprio per motivi anche di giovinezza e che poi mi sarei di nuovo dedicato allo sport. Quando ho deciso di ridedicarmi allo sport l'ho fatto proprio con l'intento di andare a costruire qualcosa con le nuove generazioni. E come ho detto prima, sono un allenatore fortunato, il metodo funziona, e le atlete rendono e quindi sono riuscito ad avere. Allora, ho ancora l'obiettivo devo ancora raggiungerlo. Non c'è due senza tre. Non c'è due senza tre sicuramente, però deve arrivare entro i 50 anni e ho un obiettivo, poi ne parliamo tra 4 anni. Quindi. Un'azione di gioco può essere un pezzo musicale, una sinfonia? Assolutamente sì, assolutamente sì. La pallavolo è un gioco situazionale, significa che ogni azione non esiste un'azione, è come l'unico irripetibile, non esiste un'azione identica, un'azione con le stesse modalità, per cui in assoluto è un movimento musicale che finisce indubbiamente a un crescendo e finisce con l'applauso. Ecco, questo può essere un po' per tutti gli sport, no? Assolutamente sì. Assolutamente sì. E penso che la cosa fondamentale sia curare l'orchestra, più che il momento musicale è l'orchestra che va curata. E quindi, come dicevo prima, grandi attenzioni per tutti gli atleti, per tutte le atlete, metodi di comunicazione differenti per ognuno, attenzioni per tutti gli atleti e facciamoli crescere perché sono delle persone che devono essere cresciute con la P maiuscola. Ecco, se vogliamo fare un pochino a questo giocare su questo raffronto, no? Non so, una schiacciata nella pallavolo, un rigore nel calcio,
un tiro da tre nel basket e via discorrendo, no? Ecco, rappresentarlo attraverso la musica, che cosa ti viene in mente? Allora, banalmente se dovessi scendere diciamo, nel popolare direi l'acuto del tenore, no? L'acuto del tenore poi dove tutti battono le mani. In realtà per me sono concertati, cioè sono quando le voci si uniscono a 4 voci, a 5 voci e lì si diventa una voce unica. Quelle sono le situazioni più emozionanti per me dal punto di vista dello spettacolo, perché il rigore, sì, anche il rigore, però per esempio l'azione della pallavolo deriva a tutti gli effetti da un concerto, da un concertato, cioè io faccio qualcosa per te che alzi la palla, io che alzo la palla faccio qualcosa per te che chiudi l'azione, quindi mi devo sempre donare al mio collega, no? All'atleta vicino. Ecco, poi nel gioco di squadra la squadra riconosce i più bravi, no? Cioè viene naturale, però tutti sono importanti. Nella musica si parla di primo violino, di tenore, è lo stesso, vale la stessa cosa. Esattamente la stessa cosa. Esattamente la stessa cosa e peraltro anche qui ci possono essere delle assonanze sul leader di fatto, sul leader in campo, per cui certo magari il primo violino è sicuramente il leader di fatto all'interno di un'orchestra, però poi c'è il primo violino dei secondi che in realtà è magari il leader carismatico ed idem per chi canta. E tutti sia importanti. Tutti sia fondamentali e determinanti. Che cosa si intende per ascolto attivo? Ecco, l'ascolto attivo è una cosa che io utilizzo molto. L'ascolto attivo è quando ci concentriamo sulla fase d'apprendimento, che vuol dire mi metto totalmente a disposizione di quello che sto ascoltando e quindi lo recepisco. Purtroppo le nuove generazioni sentono ma ascoltano poco, sentire sentiamo tutto quello che c'è, ma ascoltare è un momento di concentrazione in cui loro devono veramente abbandonare un po' questo, e questa è un po' una preghiera che faccio anche alla parte dell'istruzione e anche alla parte familiare. C'è un po' di deficit, un pochino di deficit dell'attenzione in queste generazioni, che però fai presto a recuperare, basta dargli della consapevolezza. L'importanza anche dei 31 minuti di secondi nel time out, che cosa potete dire e come lo dite voi allenatori? Allora adesso svelerò un segreto, io in quei 30 secondi non dico niente perché non puoi assolutamente cambiare l'esito di una partita o dare nozioni tecniche in quei 30 secondi. Io in quei 30 secondi do delle informazioni precise sullo stato d'animo delle atlete e le riporto questa è una tecnica, non l'ho inventata io, le riporto formalmente a quelle che si chiamano le esperienze vicarie, cioè un qualcosa che ho già fatto bene. Ti ricordi la partita scorsa che hai tirato su quella palla? Brava, vai a farlo. L'atleta ricorda perché, come dico sempre, se l'hai fatto lo puoi fare sempre. Per finire, ogni figlio è un po' come ogni atleta, ognuno deve avere il suo metodo comunicativo diverso. Esatto, perché banalmente un atleta che entra in campo può sentirsi gratificata semplicemente da un'attenzione come hai cambiato le scarpe e magari non se n'è accorto nessuno, ma quell'attenzione lì a lei, io dico lei perché alleno femminile, ma anche a lui può dare regalare un momento di positività e noi siamo lì per dare delle emozioni positive. Allora aspettiamo la terza vita sportiva, tenore, allenatore di pallavolo e fra pochi anni comunicherai che cosa ti sei inventato. Sì, lo farò e lo vedrete, ne sono certo, lo vedrete. L'anno prossimo è sempre la Normac Genova? Sempre la Normac perché c'è un rapporto d'amore importante, una società molto importante che stimo tantissimo e nonostante quest'anno io avessi parecchie richieste anche da fuori Genova, ho deciso di rimanere lì perché l'obiettivo è lì. Siamo anche un po' emozionati nel aver di fronte una persona che ha fatto così tanto nello sport e nella danza. Lei cosa le piacerebbe dire in qualche minuto a chi ci ascolta? Ma in qualche minuto posso dire che lo sport è una disciplina
importantissima ed è soprattutto una disciplina di formazione per i giovani e quindi è importantissimo che lo facciano. La danza, se vogliamo dirla proprio tutta, è un valore aggiunto perché con la danza, oltre al fatto atletico, si esprimono anche i sentimenti dell'anima e questo è importante perché a volte viene un po' trascurata la nostra anima. Ecco, lei ha partecipato a tantissime gare internazionali, ha vinto tantissimo. Che cosa ha da dire oggi ai giovani che fanno danza e che magari pensano di provarci? Ma io intanto volevo dirle che non ho partecipato a tante gare perché a me non piacciono le gare, però oggi come oggi si usa molto andare ai concorsi, prepararsi, bello, bellissimo. Cosa posso dire? Di fare quello che fanno con umiltà, con dedizione e capire che quello che stanno facendo non è un passatempo, è un qualche cosa che deve prenderli il cuore, l'anima. Oltre al fatto fisico ci vuole anche un qualche cosa che parte da dentro ed è quello che sorge, un po' come una fiammella che uno deve mantenere sempre accesa e che a volte si dimentica. Ecco, i suoi punti principali, insomma, che l'hanno fatta diventare così brava? Ma non ci sono dei punti principali, ognuno ha un proprio percorso e non lo so, io ho avuto degli incontri bellissimi nella mia vita che mi hanno fatto crescere, mi hanno aiutato, mi hanno fatto capire che quello che stavo facendo era un qualche cosa che mi avrebbe fatto sentire un essere privilegiato ed è così che io mi sento. Lei ha fatto danza classica e moderna. Sono partita dal classico ovviamente perché la danza classica è la base di qualsiasi tipo di danza, quindi poi con l'andare del tempo mi sono tolta le scarpette e ho ballato a piedi nudi, bellissimo, è sempre danza che è come chiudere un cerchio. No, non preferisce una cosa o l'altra? No, oggi come oggi chiaramente sono più portata per il moderno, però devo dire un grande grazie alla base classica che ho avuto. Ecco, lei nel convegno parlava di sacrificio, una parola che forse bisogna impegnarsi, cioè ha lasciato anche delle cose per portare avanti altre cose. Però vede, il sacrificio è un qualche cosa che a me non piace molto la parola sacrificio, perché se uno fa qualcosa che ama, che sente che è quello che vuol fare, il sacrificio diventa quasi naturale, è logico dedicare del tempo, no, non mi piace la parola sacrificio. Invece la parola che le piace di più? Amore per quello che si fa. Lei è stata anche testimone di Parkinson. Sì. È stata un'esperienza bellissima perché mi ha fatto capire come con la danza si può arrivare veramente in punti impensabili. Persone che non si muovono, non hanno difficoltà persino a camminare, con la danza vedevo che si scioglievano, si lasciavano portare, il fisico seguiva ed era bellissimo vedere questa trasformazione. Questa è stata un'esperienza che mi ha molto segnato. E adesso Luciana che cosa fa? Adesso faccio solo le cose che mi piacciono e quando mi va di farle, perché me lo sono guadagnata sul campo. Ho ballato ultimamente uno spettacolo sul tango e mi è piaciuto molto. Ci lasciamo con un saluto a chi ci ascolta, soprattutto magari i giovani che iniziano a far danza. La danza è un'arte meravigliosa, mi raccomando. A voi il futuro. Marina e Sandro Giacobbe, questa sera la vostra presenza, poi Sandro sei proprio insomma, una presenza ricca di sport, di solidarietà e anche di musica. Ma io spero non sia un'altra targa perché nella mia vita mi hanno dato un sacco di targhe, mai una macchina, cioè datemi una macchina, cioè, targhe ce n'ho tante, vediamo se riusciamo stasera a applicarne una.
però a parte gli scherzi è un piacere, è una bellissima cosa sapere che qualche persona riconosce quello di bello e di buono che si fa nella vita, e quindi sono onorato e felice di ricevere questo bel premio alla mia carriera musicale, ma soprattutto alla solidarietà che oramai da così tanto tempo porto avanti. Ecco, la musica, voi dalla nazionale di calcio l'avete un po' sperimentato anche questo binomio, no? Musica e sport. Beh sì, è stato proprio Mogol che ha avuto tanti anni fa, parliamo del 1980, l'idea di formare una squadra di cantanti, quindi che non era mai esistita se non sporadicamente qualche gruppo di amici che si incontravano e giocavano. E invece no, con lui è nata proprio l'idea di formare proprio un'associazione e che partisse in modo importante con una serie di partite per aiutare chi aveva più bisogno. Marina, invece il programma musicale vi abbiamo visto in una serata bellissima a Portofino, dove appunto le nostre telecamere hanno testimoniato questa solidarietà, diciamo questa riconoscenza per il mondo della sanità. Come sta andando, se c'è qualche appuntamento che è giusto sapere? Guarda, sta andando bene, si lavora, si preparano i concerti futuri, andremo ad agosto a Toronto, poi ci sarà ancora qualcosina a settembre, a ottobre, sempre a Toronto, però stiamo lavorando su una sorpresona per l'anno prossimo, una cosa un pochino grande, perché il signorino qua festeggia 50 anni nella musica e quindi stiamo proprio già lavorando sul suo cinquantennale. Perciò ci sarà il mondo della musica in festa, l'Italia, la Liguria, ma anche il nostro Cogorno. Assolutamente, soprattutto il nostro Cogorno, cioè ci mancherebbe. E Roby con Telepace. Sandro? Sì, no, ho intenzione proprio di partire, adesso devo studiare bene la data, di capire se coincide con l'uscita di Signora Mia, che era intorno ad aprile, e il giorno di uscita di Signora Mia del 74, di fare il primo grande concerto a Genova invitando tutti, cioè veramente vediamo se si riesce a fare al Carlo Felice, sarebbe bellissimo, e poi pian piano vedremo di portarlo un po' in tutta Italia. Bene, allora Sandro, aspettiamo queste notizie per l'anno prossimo già. Ci aggiorniamo assolutamente, assolutamente. Intanto un brindisi a Telepace. Cin. Che strana vita sei, adesso che c'è lei, risveglia anche il mio cuore. Che strana vita sei, ci prendi e poi ci dai, sei come un temporale. Adelindo, una bellissima serata anche quest'anno, tanto sport, in più quest'anno la musica. Grazie, sì, indubbiamente è una serata particolare, il titolo del convegno Sport e Musica è una cosa che ha coinvolto tanta gente, ci sono stati dei personaggi di altissimo livello che sono intervenuti come relatori, e la manifestazione, diciamo la parte più importante, è quella che verrà tra poco, la premiazione di alcuni personaggi di altissimo livello che hanno meritato un riconoscimento da parte della nostra società e del Panathlon. Ecco, noi ricordiamo che Adelindo è dirigente, direttore generale della Winel Volley e in più presidente del Panathlon Rapallo Tigullio Occidentale. Qua abbiamo un premiato come dirigente del sportivo del calcio della PSM, poi abbiamo Sandro Giacobbe e poi abbiamo il ministro Hirota Tsukasa, che è il rappresentante dell'ambasciata giapponese, perché neanche quest'anno abbiamo pensato di premiare col premio Fair Play la nazionale di calcio del Giappone per come si sono comportati nell'ultimo mondiale in Corea, in Qatar. Non è tanto il discorso di quest'anno, ma loro si erano già distinti in precedenza in altri campionati per il loro modo di essere molto civile, che
purtroppo devo dire spesso noi dimentichiamo. Ecco, poi li sentiremo, ma una citazione per veramente ospiti importantissimi che hanno fatto la loro relazione e il loro, così, prima il convegno, Luciana Savignano, veramente eccezionale. Penso... L'Etoile Luciana Savignano penso che sia il massimo che avremmo potuto trovare. Ti dico che è stato tramite la Cristina Di Sciorno, una nostra socia, che conosce Massimo Arduino, un musicologo del Carlo Felice di Genova, e tramite lui siamo riusciti ad arrivare alla Savignano. Più di così non so cosa avremmo potuto fare. Ecco, questa sera Vittorio si toglie un po' la giacca di consigliere delegato allo sport del Comune di Rapallo e riceve un premio perché la passione del calcio e dello sport c'è sempre stata. Sì, assolutamente. Io innanzitutto come prima cosa sono veramente onorato di ricevere questo premio, anche perché come dicevi te io ultimamente non sono più abituato, no? Mi trovo sempre dalla parte opposta dove sono io che premio. Però in questa veste veramente viene gratificato il lavoro che numerose persone fanno sotto questa forma di ruolo di dirigente, spesso fatto apposta volontariamente da persone che si mettono a servizio dello sport, dei ragazzi. È un riconoscimento veramente che mi gratifica molto. Ho avuto la fortuna negli anni di vedere numerosi convegni organizzati dalla Winner Volley, da Delinda Molinari, e mi fa veramente piacere quest'anno essere premiato in questo contesto, perché quest'anno sicuramente ha fatto un evento stupendo, ma io ho avuto la fortuna di vedere anche altri anni e ha sempre realizzato dei convegni veramente importanti con ospiti illustri che sicuramente hanno dato quel qualcosa in più alle serate. Quindi io ringrazio Adelindo per il pensiero di questo premio che veramente apprezzo e mi gratifica moltissimo, e gli faccio i complimenti per l'organizzazione perché è sempre ineccepibile. Franco, abbiamo un grandissimo personaggio. Grande personaggio non solo per il ruolo che ricopre, ma anche per la persona che è. Abbiamo fatto un viaggio insieme, breve in effetti da Genova qua, però abbiamo chiacchierato molto ed è anche una bella persona, oltre ad essere una persona importante. Tu farai traduttore. Proverò. Allora, intanto sei contento di essere qua e ricevere questo premio? Would like to know if you're happy of being here and getting this prize. Of course, this is the first time, for me to come here, and also it's a very great honor, to have such a, excellent prize. It is, it's an honor not only for me, but also for embassy as a whole of Japan as a whole. È molto felice di essere qui, è la prima volta che viene in Liguria ed è estremamente contento ed onorato di ricevere questo premio che riceve per se stesso, per l'ambasciata, ed è un onore anche per tutto il Giappone, dice lui. Ecco, lui che sport, insomma, soprattutto la sua vita sportiva, questa passione. What is your favorite sport? What's your sport life? That's right. My favorite sport is trekking. So actually, I try to try the trekking in the Cinque Terre, but it's too hot. So maybe next time. I'm looking forward to come back again next time. Il suo sport preferito è il trekking, difatti come ha detto adesso mi raccontava anche prima in macchina che avrebbe voluto venire nelle Cinque Terre a fare un po' di trekking, ma era troppo caldo, quindi ha rinviato la prossima volta. Prossimamente però lo avremo ospite alle Cinque Terre. Anche perché la Liguria è bella quasi come il Giappone. Ah, you understood? Yeah, Liguria of course. Sì, molto bella. E in Liguria ancora di più. Of course. Actually, the Liguria and Genova is a very famous city for Japan because from one of the story from the Cuore. From the story written by Cuore in the 19th centuries, from happening to one of the boys traveled to South America to research the mother.
So that was a very famous story in Japan. C'è una storia famosa in Giappone che dice che c'era un ragazzo che è partito, which was the century? Yeah, it's the 19th century. Nel XIX secolo è partito e è andato a cercare sua madre in America Latina, quindi era una storia molto famosa in Giappone. Sì, il titolo è Cuore, scrittore Amici. Ah, ok, non avevo capito. Il libro Cuore era molto famoso, ok. Sì, non c'ero arrivato che era sì. il libro Cuore. Quindi Genova è molto popolare in Japanese. Japanese people's cuore. Il cuore, yeah. In the heart of the Japanese people. Nel cuore dei giapponesi è molto famoso tutta questa storia. Bene, allora lo salutiamo, lo ringraziamo anche per la sua simpatia e insomma lo sport deve contribuire all'unità e alla pace nel mondo. Sport must contribute to unity and peace in the world. That's what Panathlon says. Yes, I really concur with these ideas, and I found that in Italy, Japanese judo and kendo and also the karate too much popular, and actually they are very much strong. Siete bravissimi. No, dice che noi siamo molto bravi perché è molto famoso in Italia, dice lui, ha trovato il judo, il kendo e il karate, sono molto popolari e che noi siamo molto forti, dice. Loro sono dei maestri. Loro sono i maestri, questo è un altro discorso, ovviamente. Arrivederci, buone cose. Grazie. Grazie al ministro Hirota. Ciao, buonasera. Grazie. Franco, solo una battuta. Insomma, l'occasione del Panathlon, questa sera del Winner Volley, insomma, è un motivo, lo sport ci fa incontrare. Lo sport ci fa incontrare sempre, è bello perché fa incontrare gli amici e il valore grande è quando fa incontrare anche chi amico non è di un altro, quindi quando riunisce i nemici o quasi nemici o le persone che non si amano tanto, quello è il vero valore dello sport.